Visori per la realtà aumentata, per trasmettere in tempo reale le immagini allo specialista in ospedale, percorsi dedicati al soccorso infartuati, volo notturno dell'elisoccorso. Queste alcune novità presentate a Sottomarina nel progetto Vacanze Sicure 2023 dell'ASL 3 Serenissima, che rivoluziona i soccorsi nel litorale veneziano. Potenziate le attività di emergenza-urgenza, gli ambulatori nelle stazioni balneari e più in generale i servizi sanitari per la popolazione e le migliaia di presenze turistiche che durante il periodo estivo frequentano la nostra costa. L'attenzione a questi territori significa proprio questo, riuscire a cogliere quelli che sono di anno in anno le esigenze per garantire un turismo sicuro e il giusto modo per accogliere le persone che decidono di passare qualche giorno in questi luoghi. Da quest'anno inoltre verrà garantito il volo notturno dell'elisoccorso dall'ospedale di Chioggia. L'elicottero del SUEM 118 potrà infatti decollare anche dopo il tramonto. Oltre all'incremento di personale, alle ambulanze, le moto e quad di soccorso viene introdotta quest'anno anche l'ambubike, la bicicletta pedalata assistita che permette agli operatori interventi rapidi lungo la battigia. Inoltre cerchiamo di portare l'ospedale anche sul territorio con i punti infermieristici, con gli ambulatori medici che sono stati aperti, uno sul litorale di Sottomarina e uno sul litorale dell'Isola Verde. Fondamentale per la richiesta di aiuto la comunicazione della numerazione della torretta che, collegata alla mappatura corretta degli accessi alla spiaggia, sarà in grado di accelerare l'intervento dei soccorsi. Assieme ai comuni, l'ASL 3 Serenissima è impegnata anche nella lotta contro la proliferazione delle zanzare, perché gli insetti possono essere portatori di patologie. Virus della West Nile, virus della chikungunya, della dengue, quindi virus che sono silenziosi ma possono provocare malattie molto importanti.